Certo che dà beneficio, voglio dire, i tempi non sono facili, ma vale non solo per Udine, vale un po' per tutta Italia, mezza Europa. Però devo dire che Udine, con le sue peculiarità, come abbiamo sempre sottolineato, insomma, ha tutte le carte in regola per difendersi bene sicuramente. Efficienza nell'evento e nel post-evento. Questo martedì mattina sono stati rimossi dal centro di Udine gli ultimi stand del villaggio Coldiretti, un evento che è piaciuto trasversalmente a chi l'ha organizzato, ma anche alla categoria dei commercianti che ha trovato un buon effetto a cascata dalle vie piene di visitatori, curiosi, turisti. Un evento di portata nazionale che ha portato alla luce tutte le bellezze del capoluogo friulano. Ma direi un bilancio assolutamente positivo per la città e per la presentazione che ha avuto la città a livello nazionale. Quindi veramente una manifestazione organizzata molto molto bene, gestita molto bene, sottolineo, mi permetto di sottolineare, se vogliamo, anche proprio la pulizia, l'organizzazione in toto di Coldiretti e chiaramente possiamo dire un investimento, un ottimo investimento per la città. Dobbiamo fare un ringraziamento all'amministrazione comunale per tutta la disponibilità che c'è stata, agli uffici comunali, la popolazione che è stata strepitosa, abbiamo avuto un riferimento di circa, ma posso anche dire di più di 200.000 persone, che non solo da Udine ma anche a livello fuori regione. È stato un evento che ha caratterizzato la città, l'ha migliorata, secondo me ha dato quel vero input in più alla nostra città di Udine. Siamo veramente orgogliosi di questo, è stato un evento organizzato, vi dico subito, in soli 30 giorni e per cui è andato, possiamo dire, tutto bene e siamo veramente contenti come Coldiretti Friuli Venezia Giulia.